Sì, io resto in Lega. Sul fatto di essere a Pontida francamente non lo so perché ho molti impegni istituzionali e anche domenica purtroppo, ma questo non significa che il mio spirito non sia là, anche perché ricordo che Pontida per un militante Lega si celebra ogni giorno. Non riesco a capire queste illazioni su un possibile passaggio a Forza Italia da cosa siano dovute, date che non mi risulta che il sottoscritto abbia mai fatto una dichiarazione a nessuno di questo tipo. Evidentemente questi sono continui attacchi che vengono rivolti alla mia figura. Resta, non resta, resta. A mettere fine al tira e molla nei suoi confronti ci pensa il diretto interessato nei giorni in cui la triade di assessori regionali, con lui Roberto Marcato e Giampaolo Bottacin, sono stati sulla bocca di tutti con l'ipotesi destinazione Forza Italia. Caner non va a Pontida e questo è comunque un messaggio chiaro, ma resta in Lega un punto fermo dopo un silenzio che aveva pesato non poco dopo l'addio di Giampaolo Vallardi e che Caner spiega così. Che francamente mi diverto anche a vedere queste situazioni sui giornali perché io sono costantemente sotto attacco. Insomma, quel chiarimento chiesto ai vertici regionali evidentemente non c'è ancora stato, a partire dal caso dei 40.000 euro di mancati contributi al partito che da tempo gli contesta il segretario Alberto Stefani. E per derimere la questione l'assessore mostra nero su bianco il suo cassetto fiscale. Ricordo che io sono in Lega e in Regione dal 2000 e in questi 22 anni, fino all'anno scorso, ho versato circa 500.000 euro al partito, una media di quasi 23.000 euro all'anno. Mi sono sempre preso le mie preferenze, i miei voti, mi sono sempre pagato le mie campagne elettorali e penso di aver sempre portato il mio contributo. A me non risulta nessuna telefonata e nessuna mail, anche dall'attuale segretario, prima commissario regionale, sul fatto che manchino dei versamenti. Allora, se il partito ritiene, o meglio il segretario, da quando è stato nominato commissario e dopo segretario eletto, ritiene che manchino dei versamenti che a me non risultano, faccia una telefonata e ci troviamo dov'è il problema. Sullo sfondo c'è una linea politica che non piace più ai nomi storici ribelli, con l'ombra di non aver potuto partecipare né votare, come assessori regionali, al congresso. È diventato un partito nazionalista, un partito più schiacciato a destra, non sento più parlare o poco o niente di federalismo e di autonomia, investimenti per il ponte di Messina. Io non metto in dubbio che possa essere anche un'opera importante, però lei capisce che da federalista e da veneto convinto, piuttosto che pensare a spendere da 13 miliardi e mezzo per il ponte di Messina, io ho una necessità, 50 milioni di euro per il ponte di Vidor. Io francamente da leghista veneto lo chiedo e lo voglio. Resto in Lega anche per finire il mio lavoro in regione. Spero che pure il governatore Zaia faccia altrettanto, aggiunge Sibillino Caner, viste le sirene di via Bellerio che vorrebbero il numero 1 di Palazzo Balbi candidato alle europee. Insomma, il pentolone è caldissimo e il nodo dei ribelli, anche se fedeli al Carroccio, è tutt'altro che risolto. Il termometro sarà ovviamente Pontida, sul palco senza Caner e forse qualcun altro, ma, e non sfugga l'ironia, l'assessore rassicura. Ho versato i 700 euro per far sì che il pullman di Treviso possa esserci e portare i militanti della Lega.